Le locali delle sorelle Ramonda Montecchio in maglia rossa sono in campo con Sabina Pegorarotto alzatrice, Silvia Chiurlotto posto, Rita Dalla Fina e Margherita Reniero schiacciatrici, Laura Mosele e Vanessa Bortoli centrali, Alice Velardita libero. La guida tecnica è affidata a Giovanni Migliorini e al secondo Andrea Copiello. Le ospiti del Novello Vicenza in divisa bianco-rossa, allenate da Michele Marchiaro e Vittorio Rizzi, schierano l'alzatrice Teresa Bernabé, Erika De Masso posto, Greta Marcolina e Leila Bottaini schiacciatrici, il capitano Gloria Levorin e Valentina Pastorello centrali, Martina Di Stefano libero. La prima frazione si apre nel segno del Montecchio, che si avvantaggia rapidamente grazie alla buona tenuta del sistema muro-difesa che permette alle castellane di rigiocare andando a segno più volte in contrattacco con Silvia Chiurlotto. Nel Novello Sofia Devetag subentra ad Erika De Mas. Avanti sull'8-3 il Montecchio subisce la rimonta delle ospiti che si avvicinano sul 10-9 spinte da Devetag e Marcolina. Nella seconda metà del set, tuttavia, le locali concretizzano il loro notevole potenziale offensivo, colpendo con la fast della Bortoli e i potenti contrattacchi di Chiurlotto e Dalla Fina, portandosi a più 8 sul 19-11. Le azioni del Novello si infrangono contro il solido muro delle castellane, che conquistano agevolmente il primo set per 25-14 col primo tempo vincente di Laura Mosele. Sofia Devetag è confermata in banda al posto di Erika De Mas. Il Novello, oltremodo falloso in attacco, semplifica di molto il compito al Montecchio, che allunga subito sul 6-0. Le ospiti forzano il servizio, trovano punti in contrattacco con Marcolina e a muro con Levorin, invertendo il trend negativo. Le novelline tornano in partita sul 7-5 per le castellane, resistono fin sull'11-9, poi però Chiurlotto e Dalla Fina ricominciano a martellare, producendo il break che manda avanti le locali di 6 lunghezze alla seconda pausa tecnica. Positivo in tutti i fondamentali il rendimento delle castellane, con Chiurlotto e Mosele ottime in attacco e a muro, buona la tenuta difensiva, anche la ricezione dimostra sensibili miglioramenti. Dal 16-11 in poi il Novello smette di giocare, non riuscendo più a ricevere né ad attaccare. Le ospiti subiscono le conclusioni devastanti di Chiurlotto, Reniero e Mosele e la seconda frazione termina sul 25-11 per le sorelle Ramonda Montecchio. In avvio del terzo set il Novello si porta per la prima volta in vantaggio sul 4-2, ma le locali reagiscono con Mosele, Reniero e Chiurlotto infilando un parziale di 6-0 che spegne sul nascere le velleità biancorosse. Non vi sto chiedendo di difendere tutto, di fermarvi in difesa. È una questione di attenzione. Dopo il primo time-out tecnico, le locali ribadiscono il proprio dominio grazie all'ottima difesa corale e ai contrattacchi irresistibili di Silvia Chiurlotto e Margherita Reniero. Le ragazze di Migliorini producono un altro break di 8 punti, volando sul 16-6. Date le assenze dell'alzatrice titolare Zecchin, del libero Zuccollo e le precarie condizioni fisiche della centrale Ceron, coach Marchiaro ha ben poche opzioni tattiche e decide di inserire la giovanissima banda Francesca Trevisan, classe 95, al posto di Sofia Devetag. Nel Montecchio il libero giovane Micol Perli subentra ad Alice Velardita. Con le locali in vantaggio sul 19-9 tutto sembra già deciso, invece le ragazze di casa si addormentano in ricezione consentendo al Novello di recuperare fin sul 19-16. Il libero Velardita rientra in campo, il Montecchio ritrova equilibrio e punti con le conclusioni vincenti di Dalla Fina, Mosele e Chiurlotto, andando quindi a chiudere partita incontro con l'ultimo attacco di Margherita Reniero. Stasera non è andata molto bene, però si cercherà di migliorare e di salvarsi nel campionato. Sono qui da un anno e faccio la Serie D e Serie B questa sera. All'inizio non mi trovavo proprio bene con i centrali, come è normale nelle società nuove, però adesso finalmente abbiamo trovato una bella intesa e stasera ci siamo divertite a fare un po' il gioco che volevamo noi.
avendo di là comunque una squadra giovane che ci ha permesso di fare questo, insomma. Un derby non è mai facile, siamo riuscite a imporre subito il nostro gioco, i primi 2 set è andato bene, il terzo set ci hanno un po' messo in difficoltà, però siamo riuscite a giocare bene e a portare a casa i 3 punti. Rispetto all'anno scorso un nuovo ruolo, tra virgolette, perché ho sempre fatto l'attaccante, diciamo che mi ero presa così un anno sabbatico in cui ho provato a palleggiare e adesso ritorno ad attaccare con la voglia di mettere a disposizione l'esperienza, anche se a disposizione della squadra, anche se magari il fisico, la spalla non è più quella di una volta, e gli obiettivi sono comunque di fare almeno come l'anno scorso. Siamo ovviamente contentissimi della vittoria di oggi per 3-0. Primi 2 set abbiamo impostato il nostro gioco e imposto, nel terzo set abbiamo rischiato troppo facendoci rimontare dal 18-8 per noi al 16-19, quindi abbiamo approfittato di qualche errore loro. Una cosa che noi non dobbiamo permetterci perché abbiamo obiettivi importanti. Quest'anno dal punto di vista finanziario mondiale c'è una situazione molto difficile. Ero molto preoccupato per la situazione degli nostri sponsor, invece praticamente mi hanno ribadito la loro disponibilità ampia anche per quest'anno. In più abbiamo avuto l'inserimento di altri 3 sponsor, la CNA, la Canestrari e in particolare la Attiva, che è la concessionaria per Nord Italia del marchio Apple, che ci sponsorizza con il loro marchio della loro rivista trimestrale Mac Report.